Lunedì 25 dicembre, Natale del Signore, è il 359esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 6 al termine. Il sole sorge alle 7.49 e tramonta alle 16.32, la luna si leva alle 14.52 e tramonta alle 6.30. A partire dall'anno 1110 e fino alla caduta della Repubblica, tutti gli anni il doge presenziava i vespri nella chiesa di San Giorgio Maggiore a ricordo della crociata durante la quale era stato portato a Venezia e depositato nella chiesa di San Giorgio dal doge Ordelao Falier il corpo lapidato di Santo Stefano, la cui festa ricorre il giorno successivo. Le previsioni per domani. Permangono condizioni di tempo stabile, ma ancora caratterizzato in pianura dalla presenza di foschie, nebbie e nubi basse che localmente persisteranno durante il giorno, specie sui settori centro-meridionali e che si intensificheranno nuovamente dopo il tramonto. Sulle zone montane, poco nuvoloso per presenza di nubi alte. Sulle prealpi, nubi basse durante le ore più fredde. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie altrove, salvo lieve calo in quota. Le massime tenderanno lievemente a scendere in quota, ad aumentare altrove, salvo nelle zone interessate da nubi basse e nebbie persistenti dove saranno stazionarie. Venti in quota deboli moderati dai quadranti occidentali, in pianura deboli e di direzione variabile.